sentiti vicini nell'affetto, nella fede, nella cultura. È nata cioè fra di noi un'amicizia che non aveva bisogno di lettere scritte, ma era basata sulla comunicazione in mille maniere. E tu hai emulsionato tutti questi elementi e ne hai fatto quello che piaceva a me e a te. E penso ai molti anni che sono passati da quando ci siamo conosciuti e che non si sono mai interrotti. Sempre difficile pensare alla tua assenza, dalla tua casa, dai tuoi studi, dalle tue ricerche, dalle tue carte. Non mi è facile pensare che le tue aspirazioni che nessuno osava toccare, che tu tentavi di far conoscere perché ne apprezzavi il valore. Caro Gino, grazie. Sappiamo che mancherà la tua capacità di costruttore intelligente ed estroso del presepe del convento di Sant'Antonio. La presentazione del libro dello storico Gino Noia. Tante le autorità e diciamo, le persone di cultura intervenute e tante persone amiche che hanno dato la loro testimonianza. Però qui abbiamo la figlia di Gino Noia, che oltre ad essere una valida giornalista, anche lei storica di pregio, però l'emozione, i sentimenti che ha provato nel constatare tante testimonianze di affetto e diciamo anche testimonianze di vera cultura che Gino Noia ha lasciato il suo segno sul territorio. Sì, in effetti mio padre si vede che ha lasciato un bel segno, un segno che viene lasciato solo quando un seme prolifico, proficuo e valido come lui è ormai gettato nella terra buona. Spero di aver raccolto bene questo suo testimone e di trasmetterlo a mia volta alle generazioni future, soprattutto ai tanti giovani che papà, benché anziano, con qualche acciacco, amava e continuava a amare e non voleva vedere assolutamente inetti oppure disperati, soprattutto disperati per il loro futuro, un futuro molto denso di nubi e di perigli. Papà è stata sì certamente una emozione molto grande, molto commovente, perché papà in famiglia era sì esigente, però era il cosiddetto burbero benefico come era anche nell'ambito della vita sociale, lavorativa, politica, gestionale, eccetera, e culturale soprattutto. La cultura per papà era tutto, era la parte quod super est, come ha detto anche il valido Eugenio Zambrano, giornalista e amico di famiglia e anche amico di mio padre, che si è anche emozionato nonostante fosse molto consumato cioè un giornalista su on the road, rodato, eccetera. Sì, papà era forse qualcosa di più che noi in famiglia magari non avevamo capito a causa dei suoi silenzi certe volte molto pezzosi, riflessivi, dovuti alla sua conoscenza, alla sua esperienza della vita, delle opere delle persone. Lui sapeva indagare bene nell'anima delle persone, soprattutto quelle dei giovani, come ho detto, e cercava di trarne come una levatrice, una maieutica socratica, il meglio. Proprio Socrate, come è stato ricordato anche da Umberto Landi, nel fatto che papà non aveva lasciato niente di scritto, quindi Socrate non voleva scrivere, però prelevava come maieutica, cioè come levatrice ostetrica, dall'animo degli altri prelevava questo sapere, questo scibile che lo pervadeva e ne faceva anche un personaggio particolare, eclettico, poliedrico, estroverso, ma anche introverso. Infatti era scontroso, duro a volte, a tratti, era molto diretto, molto franco mio padre, e francamente mi diceva di dare la cultura gratuitamente come il Vangelo chiede agli altri, anche se mi piacerebbe essere anche valutata in termini monetari e di apprezzamento anche su questo territorio, anche se non ho la sua stessa levatura morale. E come ho detto nel corso del convegno, io forse non sono umile come lui era molto umile anche se non lo sembrava, io invece tutti i conti lo sembro, ma non lo sono mai. Ho avuto altre esperienze che mi hanno segnato e che hanno segnato il mio cammino, il mio viaggio in questo mondo, nella cultura come lui voleva. Infatti noi siamo stati levati a pane e cultura, con trasmissioni culturali. A me piace per esempio l'antropologia, l'etnografia, le tradizioni, ho scritto anche dei libri, e però tutto è dovuto a lui, a questo input che lui dava sia con gli altri ma soprattutto in famiglia, anche se noi forse non abbiamo troppo capito o recepito. Quindi questo è il discorso. Mio padre è un'emozione sì forte perché è un evento che riguarda lui, ma indirettamente e anche direttamente riguarda me,
noi, la sua famiglia, mio fratello, mia madre e tutti quanti i nostri parenti. Quindi mio padre ha dato un grande esempio, un grande valore all'esistenza come poggiata, farcita, infarcita di cultura, di etnografia, di fascino verso la storia, verso tutte le materie e soggetti dello scibile umano. Questo posso dire. Che tu hai tracciato una linea a 360 gradi di papà, ma anche di storico, di uomo di cultura, quindi ma hai detto tutto, quindi possiamo concludere questa breve intervista, magari facendo un pensiero a tutte queste persone che hanno tributato questo segno di affetto e di stima. Una grande riconoscenza, veramente un'enorme, grande e sentita soprattutto riconoscenza a tutte queste persone che nel suo nome, nel suo operato sono venute qua, sono intervenute, hanno presenziato tra le autorità, ma soprattutto gli umili, i semplici, i ragazzi, i bambini e anche i tanti semplici, tanti tra virgolette nessuno, ma anche i grandi, quindi uomini grandi, piccoli, semplici. Questa era la varia umanità che papà prediligeva, preferiva. Lui che era molto franco, diretto, subito andava, non lo mandava a dire, cioè le cose non le mandava a dire, però non possedeva rancore, non serbava appunto rancore verso chi ci ha magari fatto del male, oppure non l'ha capito, è stato sviato, fuorviato, va bene? Ne fanno di lui un grande uomo, e questa è una grande uomo che ancora esiste qui vicino a noi, in un'altra dimensione però molto vicino, prossimo, parallelo come degli universi. Grazie. Quindi per il web notizie da Alfonso Galluzzi e da Maria Noia, vi salutiamo. Arrivederci. E ringraziamo a tutti voi di aver partecipato a questa importante manifestazione. Per il convento di Sant'Antonio.